Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, dipendenti delle amministrazioni pubbliche che magari non si presentano al lavoro, arriva qualcun altro, timbra per lui. Sono scene che abbiamo visto purtroppo sempre più spesso in quest'ultimo periodo, i cosiddetti furbetti del cartellino. Di questo parliamo in questa nostra prima parte di trasmissione TV7 Match, perché appunto il Consiglio dei Ministri mercoledì ha dato il via libera ai decreti attuativi, ora passeranno all'esame del Parlamento, ci sono delle novità e di questo parliamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito, iniziando dalla mia sinistra. Abbiamo Federico Valotto di Fratelli d'Italia, buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco Giampiero Dalla Zuanna, senatore Giampiero Dalla Zuanna, Partito Democratico. Buonasera senatore, grazie. Il nostro editore Ermanno Casi, buonasera e grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco Andrea Castagna, Sinistra, Ecologia e Libertà. È anche ex sindacalista della CGIL, buonasera Castagna. Allora, io partirei proprio da lei, proprio visto che è un ex sindacalista e che quando si parla di lavoro e di dipendenti pubblici, conosco la materia. Conosce la materia magari più di altri. Allora, il governo, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a questo decreto attuativo, adesso andrà in discussione. Il dipendente pubblico colto in flagranza a falsificare la sua presenza in servizio, come chi striscia i badge e poi esce, verrà punito entro 24 ore con la sospensione dall'incarico, dalla retribuzione, e se quanto successo non viene denunciato dal dirigente, anche questo rischia pesanti sanzioni fino al licenziamento, e poi viene accelerato l'iter per l'espulsione. Il procedimento per il licenziamento, che oggi dura fino a 120 giorni, dovrà chiudersi entro un mese. Castagna, è una misura che risolve il problema secondo lei o è una cosa di facciata? Intanto va detto questo, che chi è colto in flagrante, chi commette queste situazioni è doppiamente, secondo me, colpevole. Il primo perché, essendo un dipendente pubblico, nel momento in cui manca il lavoro perché qualcun altro gli timbra il cartellino, fa mancare ai cittadini il servizio che un dipendente pubblico deve fornire. Secondo perché, appunto, non lavorando ruba anche uno stipendio, che anche quello è uno stipendio pubblico, quindi non c'è il mercato che in qualche misura può essere colpito, viene colpito un'altra volta cittadino, quindi non c'è alcuna giustificazione su quanto è accaduto. La cosa che rimane però... Che è accaduto e poi continua ad accadere. Perché che accade, sì, che accade. Dietro di me vediamo le immagini della Guardia di Finanza. Tenga presente che sono 3 milioni e mezzo i dipendenti pubblici, quindi ci troviamo alle volte, quando vengono colti in flagrante, come è successo a Sanremo, in altre situazioni, a una percentuale appunto risibile. Ciò nonostante è un fatto grave, perché appunto, come ho detto prima, rubano lo stipendio in questo caso e contemporaneamente fanno mancare ai cittadini il servizio che devono svolgere. Però queste norme c'erano già delle norme, ci sono già delle norme per i lavoratori pubblici che, di fronte a una situazione chiamata di giusta causa, come avviene per i lavoratori privati, possono essere sanciti con licenziamento, con forme anche pesanti di non retribuzione, la sospensione per un periodo, per un mese, quanto è capitato. Qual è il problema? Che queste norme non sono state applicate, e non sono state applicate perché non c'è soltanto la condizione del lavoratore o della lavoratrice che fa queste inadempienze. Io penso che ci sia anche un problema di gerarchia, cioè mi stupisce il fatto che il capo ufficio dei lavoratori di Sanremo non avesse colto il fatto che le persone non c'erano, materialmente non c'erano. Infatti in questo Quindi normativa queste norme c'erano già, se non si sono applicate io penso che il governo avrebbe fatto bene intanto a verificare perché non si applicano le norme, perché appunto queste condizioni vengono determinate appunto nel lavoro pubblico. Terza e ultima questione: in molti casi è successo che i lavoratori sono stati licenziati, poi la magistratura, il giudice, perché ovviamente siamo nello Stato di diritto e quindi è evidente che un lavoratore che considera questo aspetto non può adire a vie legali, in molti casi la magistratura ha, diciamo così, assolto le persone, non perché non hanno commesso il fatto, per un vizio di procedura, per cui c'è anche un'incapacità, adesso tra virgolette, dell'amministrazione pubblica, non della magistratura, che applica una legge naturalmente,
È successo anche per i privati in qualche caso, che i licenziati sono stati riassunti perché appunto c'è un vizio di procedura, un vizio che si è verificato nella norma. Quindi vuol dire che anche queste cose devono essere fatte bene. La questione del 48 ore mi pare più una buttata pubblicitaria, perché in 48 ore tu alla fine sospendi, adesso vedremo il decreto che fine farà nell'aula parlamentare, ma devono avere le stesse caratteristiche degli altri lavoratori, cioè nello Stato di diritto si presuppone che anche chi ha massacrato la signora anziana Mestre abbia diritto a un avvocato, anche se ha acclarato il crimine orrendo che ha compiuto, e credo che anche questi lavoratori potranno adire vie legali. Io spero che le riprese televisive fatte con le telecamere escludano qualsiasi altra possibilità, se non altro quella della riassunzione, però c'è un tempo che va comunque codificato e io penso che il Parlamento modificherà questo decreto, quindi le 48 ore della sospensione, anche perché con la sospensione il lavoratore può adire vie legali sulla sospensione, non tanto sul licenziamento. Certo. Federico Vallotto. Beh, guardi, io vorrei partire da una premessa. Per anni è un malaffare che è diffuso e che dura da tempo. È un malaffare che è diffuso, ovviamente non bisogna generalizzare, purtroppo per colpa di pochi assenteisti o comunque fannulloni ci rimette tutta la collettività, ci rimettono tantissimi pubblici dipendenti che svolgono il loro lavoro con passione e comunque con professionalità. Il tema della tolleranza zero è da molti anni che viene trattato anche dal centrodestra. Purtroppo non si è arrivati ad una soluzione, anche perché molte volte c'è stato un ostruzionismo da parte dei sindacati. Oggi, almeno a parole, sembrerebbe che il premier Renzi vuole fare qualcosa e a questo punto come dargli contro? È una questione di buonsenso, cioè assolutamente. Bisogna capire, ci sono dei presupposti da comprendere, però se si tratta dell'ultima sparata per nascondere gli scandali che hanno colpito ultimamente il PD, e soprattutto, e mi ricollego qui a ciò che ha detto il signor Castagna, una legge, un decreto legislativo che regola il lavoro dei pubblici dipendenti già esiste, è il 165 del 2001, e qui stiamo parlando specificatamente dell'articolo 55 di questo decreto. Ovviamente Renzi vuole diminuire le tempistiche per il licenziamento del dipendente, però ricordiamoci una cosa: le modalità non cambiano, le istituzioni e comunque la pubblica amministrazione sono sempre e comunque fatte da persone, per cui finché abbiamo dei procedimenti interni e i tempi un po' più lunghi sono dovuti al fine di garantire un giusto ed equo processo al lavoratore. In 48 ore non credo che raggiungiamo un giusto ed equo processo. Quindi in questo concorda con Castagna quando dice le 48 questo concordo con Castagna, ma io ci tengo a sottolineare, finché ancoriamo, ripeto, le istituzioni e la pubblica amministrazione sono fatte da persone, vorremmo che tutto andasse bene, però finché è il superiore del dipendente che deve giudicare l'assenteismo o comunque la mancanza di produttività, e il superiore viene a sua volta giudicato dal soggetto gerarchicamente più in alto, si rischia sempre che non venga effettivamente attuato. Chiaramente come risolverlo? Bisognerebbe probabilmente ancorare, garantire un sistema diverso basato sulla produttività dei singoli enti, al fine che un amministratore venga avvantaggiato o penalizzato a seconda del funzionamento del suo ente. Di quella che è l'efficienza. Professor Casen, giustamente Andrea Castagna sollevava la questione appunto della questione che molti di questi dipendenti pescati, diciamo così, sul fatto, poi alla fine venissero riassunti. Scusi, quello più clamoroso riguarda quei lavoratori dell'aeroporto che i filmati sono stati riassunti, poi credo, non so come sia andata, per un vizio di forma, cioè che la procedura per il licenziamento non era corretta. Eppure c'erano le telecamere che acclaravano in maniera... Mi sembra che in questo decreto legge Renzi abbia detto che elimina il vizio di forma, cioè uno preso in flagranza di reato necessariamente deve essere espulso. Ma quello che io mi domando, bisogna proprio che la Guardia di Finanza arrivi a mettere telecamere nascoste, perché il direttore di quel reparto, lo scandalo è non tanto che i dipendenti facessero quello che hanno fatto, ma che ci fosse un direttore che non si accorgeva che decine di dipendenti non andavano al lavoro.
Ora capisco che può succedere una volta, 2 volte, ma se uno va lì con 5 cartellini e li marca tutti, vuol dire che sono 5 persone che stanno a casa, 10 persone, 7 persone, 3 persone, quindi no, ho capito, fanno il trenino davanti a... Eccoli qua, li stiamo vedendo. Ed è una cosa pressoché assurda, ma è assurdo perché è l'organizzazione del lavoro statale che è sbagliato e non possiamo nemmeno incolpare quelli che in questo momento adempiono il loro lavoro o comunque sono incaricati a fare un certo di lavoro, che lo facciano o che non lo facciano. Io credo che non credo che il privatizzare certe funzioni dello Stato agevoli, perché entrano in funzione delle altre pecche molto più grosse, ma certo che ci vorrebbe una certa rigidità. Il problema è che chi è che giudica il dipendente? È il superiore, e cane non mangia cane, perché anche il superiore fa le sue, e le fa in misura in cui concede al sottoposto di fare quello che vuole. E quindi c'è una certa di collusione in questo tipo e vediamo poi che le pratiche non vengono mai evase. Ma c'è una storia dietro questo. Allora, io ho avuto occasione in varie volte di essere negli uffici o svizzeri o francesi. Il comportamento del funzionario di fronte al cittadino è impeccabile, attento e disponibile. Cioè il funzionario non è lì per dire quello che il cittadino ha sbagliato, oppure rifiutare, oppure accettare e poi mandare una lettera successivamente che lei ha sbagliato qui e lì e senza spiegare né perché né cosa né come, ma al cittadino gli si spiega come risolvere il problema. In Italia la burocrazia è contro il cittadino, questa è la mentalità della burocrazia italiana. Se sbagli sono affari tuoi. Non c'è un servizio da parte dello Stato nell'agevolare il cittadino a espletare determinate cose di cui normalmente. Allora nasce tutta una sorta di esperti, professionisti e tutto il resto che servono per aiutare il cittadino ignorante di quella specifica cosa a farlo. In altri paesi non esistono. In altri paesi non esistono avvocati. Quanti avvocati ci sono in Italia? Tutti gli avvocati della Francia non sono in numero superiore a quegli avvocati che sono a Roma. Quindi il numero degli avvocati romani iscritti all'albo sono superiori a tutti quelli francesi. Questo dà l'idea di come ci sia una disorganizzazione, ma non parliamo soltanto degli uffici, parliamo dei tribunali, parliamo a tutti i livelli. E questo nasce da una cultura. La cultura vuol dire prendere consapevolezza di quelle che sono le mie mansioni e l'orgoglio di doverle fare. Ma se questo è l'esempio di quello che stanno facendo, chiaramente siamo fuori strada. Ma c'è una storia a monte. Noi abbiamo una tradizione che è esattamente favorevole a questo tipo di comportamento. In tempi non sospetti, cioè negli anni 50, soprattutto 60 e 70, sono stati assunti in tutti gli uffici dello Stato un sacco di persone che non servivano. Erano assunti per ragioni politiche, cioè era un clientelismo politico, soprattutto da parte della Democrazia Cristiana, che era il partito più grosso, e quindi si trovavano dei ministeri dove c'erano decine di migliaia di persone che quando andavano in ufficio timbravano il cartellino o facevano la firma sul libro di presenza, ma non avevano nemmeno il tavolo su cui poter lavorare. Erano stati assunti, ma non potevano se non andare a prendere lo stipendio a fine mese. Ma questa era un'altra questione. Da questa tradizione rimane tuttora. Nel famoso Ministero dello Sviluppo Economico, che ha ben 14 sedi a Roma, tutte ormai oggi semivuote, erano strapiene anni fa, di gente che non sapeva cosa andava a fare.
era stato assunto politicamente ma non mansionato a livello lavorativo. Allora, credo che sia arrivato il punto, anche perché l'Europa ci obbliga a dare un taglio a questa tradizione, assumere consapevolmente le persone che sono in grado di dare un servizio al cittadino, e chi ha assunto quella persona ne è responsabile e chi gestisce quella persona ne è altrettanto responsabile. E soprattutto una cosa, il cittadino ha titolo di poter denunciare, criticare, fare un esposto, e questo esposto non deve essere messo da parte in un faldone che non verrà mai controllato, no? Ma deve essere controllato e deve essere data risposta entro 30 giorni. Adesso sentiamo, allora, visto che parliamo di cittadini, noi abbiamo posto la domanda anche ai nostri concittadini per capire come la pensano, come valutano, diciamo, queste misure che sono state annunciate. Allora ascoltiamo le interviste. Furbetti di cartellino, è giusta la decisione di licenziarli nell'immediato o no? Allora, guardi, le procedure per poter licenziare nella pubblica amministrazione sono delle procedure di grande tutela, giustamente, anche dei lavoratori. Secondo me, se c'è una situazione conclamata di frode nei confronti del datore di lavoro, che in questo caso è il pubblico impiego, credo che sia giusto sospendere lo stipendio in attesa di fare poi tutte le necessarie verifiche, e le tutele vanno comunque conservate, però che si sappia che sono cose gravi e che su queste si deve procedere. Penso che non sia lì il problema nel cartellino, insomma, degli impiegati. Bisogna vedere quelli che sono più in alto, se timbrano il cartellino o no, ecco. Magari si manda qualche lettera di avviso e gli si scala o si fa lavorare di più? Beh, di sicuro è una grande lacuna dello Stato italiano e di sicuro sarebbe meglio cambiare tutto e riportarsi ad una media europea, diciamo. È giusto che anche nella pubblica amministrazione, se bisogna andare bene ad avere un'efficienza, l'efficienza deve essere dappertutto. Furbetti del cartellino, giusto licenziarli o no? Io l'avrei fatto prima. L'avrei fatto tanto tempo fa, perché ce ne sono tanti che anni che lo fanno. Per me è una cosa che hanno aspettato troppo, anche per quello, perché c'è chi lavora veramente e chi invece fa il furbetto, come dite voi. Penso che sia una decisione giusta, perché se una persona lavora per la cosa pubblica è giusto che abbia a cuore la cosa pubblica. Tanti dicono che era una decisione da prendere da molti anni, visto che è da anni appunto che succede questo. Ma sì, direi che avendo una certa età penso che almeno da quando c'era ancora la Democrazia Cristiana queste cose succedevano, figurati quando c'era il Partito Socialista, continua ancora oggi, quindi direi proprio di sì. Secondo me è giusto imporre delle sanzioni che possono arrivare anche al licenziamento, però in prima acchito bisogna indagare bene. Senatore Dalla Zuanna, cittadini informati sicuramente che hanno le idee chiare in proposito. Ma certo, intanto fatemi dire una cosa, io nella mia esperienza quando ho fatto il preside di Scienze Statistiche avevo alcune persone che lavoravano per la presidenza e devo dire che ho trovato gente splendida, gente che lavorava, che non aveva mai avuto problemi di questo genere, che timbrava, che c'era, ma non tanto timbrava, perché uno può timbrare, poi può stare a leggere il giornale in ufficio, quindi anche gli aspetti formali sono importanti, però bisogna guardare la sostanza di queste cose. Certo che è giusto molte cose che sono state dette stasera, cioè dipende molto anche dalla capacità dell'organizzazione. Ci sono alcuni uffici pubblici adesso che sono totalmente oberati di lavoro, pensi a certe sezioni dei tribunali, pensi a certe, non so, presente per esempio quelli che lavorano adesso nei provveditorati, no? Che sono visti nell'immaginario collettivo dove gente seduta là che dorme, che fa le parole crociate, adesso lavorano tantissimo proprio perché anche le procedure amministrative sono diventate ancora complicate, eccetera.
Fra l'altro, come ha detto bene anche il professore prima, effettivamente se adesso sono semivuoti alcuni, perché da un po' di anni c'è un blocco di assunzioni, quindi viene presa meno gente e quindi c'è un... Sono troppi i dipendenti pubblici secondo lei? No, sono mal distribuiti semmai, ma non sono troppi di per sé. Una macchina come lo Stato, tenendo conto che lo Stato ha una serie di funzioni immense, pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo a tantissime cose. Detto questo, cosa facciamo adesso con questi decreti? Questi decreti legislativi, tra l'altro non sono decreti legge, ma sono decreti legislativi, vuol dire che non devono fare un passaggio parlamentare. Il Parlamento deve solo dare un parere e poi il governo li approva, quindi nel giro di 60 giorni, anzi anche meno credo, adesso non mi ricordo, comunque diventeranno legge questi, quindi non verranno più modificati in modo così. Ecco, qui abbiamo messo mano in modo grandioso, se vogliamo, a tutta la pubblica amministrazione, una riforma paragonabile a quella che si è fatto sul lavoro, sulla scuola, su altre cose, con una delega importante data, e il governo adesso ha fatto questo. Riusciremo nella cosa specifica, il problema dei furbetti eccetera, poi c'è anche molto aspetto, questo è l'aspetto anche mediatico, no, della cosa, sì, no? Certo, giustamente, però ecco, effettivamente è un problema che c'è la pubblica amministrazione. Un altro dato per esempio è che chissà mai perché, ma le malattie nella pubblica amministrazione, questi sono i dati dell'INPS, sono lunghe il doppio rispetto a quelle nel privato. Come si fa a giustificare una cosa del genere? Evidentemente su questo tipo di cose non c'è una pressione del padrone, del mercato eccetera, e quindi c'è ecco, queste sono tutte cose da cui si deve, ed è molto difficile, ma si deve un po' alla volta rientrare, quindi anche questo inasprimento, no, ha il significato proprio di dare un segnale anche alle persone nel dire vogliamo voltare pagina, vogliamo fare una cosa diversa, perché dobbiamo proprio tutelare tutti i dipendenti, che sono ovviamente la stragrande maggioranza bravi, rispetto a dei comportamenti che sono riprovevoli e che non devono squalificare un'intera categoria, che è una categoria che è la spina dorsale del paese, insomma, ecco. Certo. Vallotto, come facciamo a educare, a stimolare i dipendenti pubblici, o perlomeno quelli che... No, guardi, a me fa un po' sorridere il fatto che i temi, come è stato trattato questo tema in questi giorni, e anche ascoltando le interviste che sono state fatte ai cittadini per la strada, sembra quasi che fino a questo momento i dipendenti della pubblica amministrazione non potessero essere in nessun modo puniti, cioè sembra che prima non ci fosse una normativa al riguardo. Certo, invece, mi ripeto, la normativa esisteva. Renzi vorrebbe snellire i tempi, però i metodi di valutazione rimangono i medesimi. Finché è il superiore a dover valutare il suo dipendente, come ha detto il professore, le persone... Sì, ma non c'è alternativa, scusa, chi è che vuoi che faccia questa prima fase di valutazione? Io dico che bisogna ancorare i criteri di valutazione ad altri parametri e non solo a quello del professore. Se noi andiamo a premiare del superiore, se noi andiamo a premiare l'amministratore di una pubblica amministrazione che a fine anno, anche su una base di criteri economici, ok? In questo modo lui sarà stimolato a fare in modo che tutti i dipendenti si rechino al lavoro nell'orario prefissato e che tutti i dipendenti durante l'orario di lavoro, perché non ci sono solo quelli che non si recano al lavoro, ci sono anche quelli che fanno lavoro e non fanno niente, oppure fanno poco. Ovviamente senza generalizzare, parliamo sempre di minoranze, che però poi vanno a screditare tutta la categoria. Rappresentano comunque un danno E poi le conseguenze sono evidenti, le conseguenze sono che ovviamente c'è sempre più sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione. Una persona quando va in un ufficio pubblico si immagina di fare ore di fila, si immagina di non ricevere un buon servizio, e questo provoca dalla pubblica amministrazione, crea una sfiducia nei confronti delle istituzioni in generale, e inoltre costituisce assolutamente un'offesa nei confronti di tutti i cittadini che si svegliano la mattina alle 7 per andare a lavorare, magari senza nemmeno avere un posto di lavoro fisso e sicuro, però non hanno alternative. Certo. Adesso sentiamo anche la voce del sindacato. Abbiamo incontrato De Emanuele Scarparo della UIL, qua Funzione Pubblica di Padova. Sentiamo come ha risposto e come la vede lui.
Ma oddio, le normative per licenziarli ci sono già. Io parto dal presupposto che chi commette un reato nei confronti della pubblica amministrazione va licenziato. Poi naturalmente deve esserci un congruo tempo che non deve essere illimitato o troppo lungo perché l'interessato possa produrre anche una difesa. In ogni caso questa percentuale minima di lavoratori nei confronti del resto della pubblica amministrazione porta discredito al lavoratore pubblico e a ciò che il lavoratore pubblico fa per la macchina pubblica, per far funzionare quotidianamente la pubblica amministrazione. Io penso che dovremmo anche cercare di parlare di altre cose e vorrei dire che i dipendenti pubblici da 7 anni sono senza contratto. I dipendenti pubblici adesso devono essere sottoposti alla normativa per quanto riguarda i turni europea e le aziende, gli enti pubblici sono in difficoltà per fare i turni, per coprire i turni, perché la normativa europea prevede dei riposi più lunghi rispetto a quanto veniva fatto nella nostra realtà. Questo vuol dire che servono più dipendenti. Noi abbiamo 36% di dipendenti in meno rispetto alla Francia, per fare un esempio. Il nostro personale sanitario che ci accoglie nelle strutture sanitarie quando ci riceve per qualsiasi tipo di problema, dall'incidente a un malore, vorrei ricordare che non guadagna più di 1.300 euro al mese. Il poliziotto della polizia locale che ci garantisce la sicurezza non guadagna più di 1.250-1.300 euro al mese, per cui forse dovremmo cercare di capire come mai, nonostante una riduzione di 500.000 dipendenti negli ultimi 10 anni e l'assenza di rinnovi contrattuali, la spesa della macchina pubblica è continuata a crescere. Probabilmente dovremmo cercare di capire questo e qualcuno dovrà darci anche delle spiegazioni in merito. Per quanto riguarda la questione che lei mi ha posto, che sì, è vero che vanno licenziati coloro che commettono reati, vorrei ricordare comunque che i dirigenti che devono controllare, vigilare sul proprio personale probabilmente non l'hanno fatto, per cui per quanto mi riguarda vanno licenziati anche loro. Ecco, allora diceva, malgrado il calo, il taglio dei dipendenti e quant'altro, però la spesa pubblica continua a aumentare. Perché per 6 anni i dipendenti pubblici è già il 7° anno quest'anno che non hanno il rinnovo del contratto. E un governo così attento alle dinamiche appunto di lavoro, di produttività della macchina pubblica ha offerto, mi pare, 7 euro lordi al mese di aumento dopo 7 anni. Quindi, se si vuole valorizzare il lavoro pubblico c'è bisogno anche del rigore, come è necessario inserire per evitare appunto queste situazioni che abbiamo visto, ma c'è anche bisogno del rispetto al lavoro pubblico, e il rispetto al lavoro pubblico nel nostro Paese, a partire dalla testa, così mi riaggancio anch'io a quanto ha detto prima il professore, non c'è sempre stato, perché il posto pubblico era considerato un posto in cui tu eri sicuro, addirittura per un ventennio, addirittura con 20 anni, 6 mesi, un giorno potevi andare in pensione, dal 73 al 93 questo è accaduto, hanno tolto i sindacati, questa cosa qua in accordo col Dini, col governo Dini, e quindi una condizione sostanzialmente di immutabilità del tuo rapporto di lavoro, e la condizione era pressoché, anche da un punto di vista salariale, inferiore al lavoro privato fino a una certa fase, ma appunto garantita da questo tipo. Però come mai in questo Paese la ricerca, adesso a parte il film di Zalone, come mai la ricerca del posto pubblico è stata quella che ha fatto muovere anche masse, non soltanto per l'assenza del lavoro privato, ma appunto perché c'era, come si diceva prima, una convenienza politica nell'aprire? Come mai ci sono quel numero spropositato di forestali in una regione? Perché c'era una convenienza. Come mai c'è quel numero spropositato di prestazioni sanitarie, di invalidi, anche di furbetti? Perché appunto c'era una condizione. Quindi questo ha determinato una cultura. Le faccio un esempio: è giusto punire il lavoratore che sta a casa non essendo malato, anche perché le percentuali che emergono sono quasi il doppio del lavoratore. Ma è il medico che fa il certificato? Cioè il medico che fa il certificato è la persona che non è malata e che basta appunto. Quindi vuol dire che c'è proprio una scala di valore, oppure i dirigenti che non si accorgono. Ho l'impressione che invece, anche da un punto di vista populistico, si affronti l'ultimo anello della catena, che è il lavoratore, che sbaglia, ripeto, sbaglia 2 volte, anche
giustamente Scarparo metteva in evidenza che quando sbaglia un lavoratore pubblico, normalmente nell'opinione pubblica è tutto il pubblico, e ci dimentichiamo che c'è l'infermiere, c'è la maestra d'asilo, c'è il pompiere, c'è il vigile urbano, e quindi alle volte il nostro, adesso lo dico in battuta, la nostra attenzione viene rivolta a chi c'è al di là di uno sportello, però il lavoro pubblico non è sportello, è anche molta altra attività, quindi è giusto che vengano penalizzate queste persone che danno anche questa immagine, ma è anche giusto che sul lavoro pubblico ci sia davvero un'idea diversa. Il lavoro pubblico può essere produttivo per il Paese, ci mancherebbe altro, anzi deve essere produttivo, ed è misurabile la produttività, sulla base dei risultati si dà risposta ai cittadini e sulla base anche delle capacità di risposta immediata. Alle volte però è la burocrazia che non dipende dal dipendente. Cioè è una situazione appunto che si è determinata, che allontana anche il cittadino da un giudizio positivo, come invece c'è in altri paesi. La burocrazia in Francia è vista come un aspetto positivo, da noi la parola burocrazia rappresenta già una lungaggine di tempi. È uno dei problemi. Quindi c'è un ragionamento più complessivo che, ripeto, parte dall'inizio. Quando c'è un lassismo nel lavoro, ma può esserci anche nel settore privato, cioè abbiamo avuto... quando tu ravvedi che sei un dipendente privato e c'è un lassismo nella gerarchia, è ovvio che anche non volendo assumi culturalmente l'idea, ma sì, tanto se questo avviene nel pubblico, oltre a un problema di rapporti di lavoro, c'è anche un'immagine del rapporto con i cittadini che è sbagliata. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito, a tra poco, TV7 Match.